Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio vogliamo portare la vostra attenzione al pericolo che viene dall'alto, che si materializza con utensili, attrezzature o materiali che precipitano durante sollevamenti o lavorazioni. Immagina questa scena. Un cantiere come tanti, un ponteggio, qualcuno che lavora sopra, qualcun altro che passa sotto, un attrezzo che scivola, cade pochi secondi. Conseguenze che possono durare una vita o trasformare una o più vite. Il pericolo di caduta di materiale dall'alto rappresenta una delle condizioni più sottovalutate nei cantieri, ma anche una di quelle più gravi. Non serve un grande macchinario, basta una chiave, una tavola, un secchio. In questo episodio parleremo proprio di questo, di utensili, di attrezzature o di materiali che cadono. Perché succede, ma soprattutto dobbiamo pensare a come evitarlo. Una notizia che dobbiamo dare è che questo rischio si può ridurre moltissimo con misure semplici da adottare nella quotidianità. Prima regola, trattenere tutto ciò che può cadere e quindi usare tavole fermapiedi su ponteggi, su impalcature e su parapetti. Non appoggiare utensili sui bordi. Utilizzare borse e portaattrezzi chiuse e cordini per trattenere gli utensili quando si lavora in quota. Seconda regola, proteggere chi sta sotto e quindi delimitare e segnalare chiaramente le aree di lavoro dove possono cadere oggetti dall'alto, vietare il passaggio sotto i carichi sospesi e vietare di movimentare carichi sopra le persone. Usare teli, reti o mantovane parasassi. Questo nell'ambito dei ponteggi e provvedere poi alla protezione dei posti di lavoro fissi con solidi impalcati quando necessario. Terza regola, sollevare in modo sicuro. Verificare sempre l'integrità di funi, ganci, catene ed accessori. Non improvvisare sollevamenti. Impiegare appositi cassoni e contenitori. Impiegare le forche con gabbie di sicurezza quando si sollevano bancali di materiale. Ricordatevi che reggette e nastri termoretraibili non bastano. Per chi manovra, segnalare l'avvio delle manovre. Non sollevare o spostare materiale sopra le persone sottostanti e conseguentemente per chi sta sotto non sostare mai sotto i carichi sospesi. Quarta regola, DPI adeguati. Il casco di protezione non è opzionale. Deve essere indossato correttamente, sempre. Il casco non previene la caduta dell'oggetto, ma può salvare la vita. Oggi esistono caschi in grado di segnalare la caduta di oggetti al fine di spostarsi con rapidità, evitando la collisione con ciò che sta cadendo. Sono nuove tipologie di DPI, gli Smart DPI. La prossima volta che lavori in quota, fermati un attimo e chiediti: se qualcosa cade, chi rischia? La risposta corretta è nessuno, perché hai lavorato in sicurezza. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.